Allora, in sintesi, questo aereo è dotato di paracadute. Se io dovessi per un motivo o per un'altra cosa, no? Stare male, no? Perdere i sensi, voi dovete fare, tu devi fare una cosa sola, prendere in mano la cloche, dopo ti faccio vedere, per portarti in un'area libera, prendere questa manetta nera e questa manetta rossa, tirarla indietro così, proprio così, tirarla indietro, saranno qua più o meno, le tiri indietro e con un dito fai truc. Quando hai fatto così, prendi sto affare, tiri con tutta la tua forza verso il basso e veniamo giù esattamente dove tiri. Ok? Tutto chiaro? Tutto chiaro. Per uscire dall'aeroplano, nel caso in cui non riesci, perché prova a aprirti la porta, devi imparare a aprirti la porta, ok? Richiuditi. Perfetto. Sotto qua c'è un martello che serve per spaccare il vetro, va picchiato negli angoli qua, se no il vetro non si spacca. Ok? Basta, queste sono le cose che devi sapere. Lì c'è scritto sostanzialmente quello che ti ho detto. Non servirà sicuramente. Questa è la pompa che inietta benzina nei circuiti. Nel frattempo stiamo così facendo, sto buttando fuori anche della benzina per terra. Quella, così spurgo bene tutto il resto. Di solito parte meglio, non so, ho qualcosa che non va. Da India Juliet, da Padova le ricordo la zona di Vicenza per il Corsigno, da me, da 3000. Da India Juliet, non so se è a conoscenza del NOTAM, ma c'è un grillamento ordigno sulla città di Vicenza con una mea di 3500 piedi. Oggi è 23. Scoppiato India Juliet, siamo a 10 di Vicenza. Delta Romeo Lima, Padova Stefano, for the time being standby, I call you back. Allora, questa è la benzina che abbiamo dentro, 139 litri. Questo aereo consuma 40 litri all'ora, 4, 8, 12, 3 ore e un po' di autonomia da questo momento. Ok? Ce lo spieghiamo. Devi considerare tutta una serie di condizioni che bisognerebbe leggersi, io ve le ho spiegate, no?
stai bene, sei stressato, hai bevuto alcol, cioè poi ti fa, leggiti questa per il passenger briefing che l'abbiamo fatto, e qua hai la strumentazione. Adesso tanto che si scalda, proviamo le cuffie. Roger India, Kilo Alpha Mike, report traffic, mantieni in Delta Romeo Lima per 8000 feet, it's at own discretion, finish Questo rumore che sentite è lo sgancio dell'autopilota, non è nessun rumore di emergenza, ok? La navigation, vediamo dentro la navigazione, non partiamo da lì, non è vero, partiamo da Romeo Cagliari. Lima, by the way, I have a traffic information for you, is a Kappa 10, maintaining the Tienen acrobatic area from 2000 to 4000. E andremo a Bagni, passando per Venezia Lido, e ritorniamo qui. Ricevuto India. November 405 Romeo Padovan. Ma sai, a volte ti dico qualcosa. Allora la partenza funziona così, si dà gas, quando raggiungiamo i 67, chiaramente sperando che il cambio non ci attraversi Padova, informazioni questo è India, Papa Alfa 70 nodi, che sono 120-130 km/h. India Papa Alfa Quebec, parlo, buongiorno. Quindi si decolla a 130 Buongiorno a voi, decollato da Montagnana, inizio l'attività da Ciopara, intesa 206, e in salita per i 5000 piedi, Conferma il codice 4277. affermativo 4277. Ricevuto, un attimo in attesa per i 5000, la richiamo. Roger. India Alfa Quebec, qual è il livello richiesto oggi? si sente in partenza, ma non Delta Romeo Lima, by the way, could you try to contact for us in November 405 Romeo, November 405 Romeo, single sign, and